Buongiorno qui da Spiazzo, campo sportivo di Spiazzo. Si chiude oggi la terza settimana di ritiro del Palermo in Trentino. Ultima settimana di fatto che è cominciata già da un paio di giorni, ricordiamo si chiude il 4 con una via di mezzo tra l'eventuale rifinitura mattutina prima dell'amichevole contro il Trento sul terreno di gioco della squadra allenata da Bruno Tedino, che tra altre cose ricordiamo ha vinto ieri anche in maniera convincente in amichevole contro il Cittadella, e Palermo che invece sta preparando un'altra amichevole, che è quella che precede l'amichevole contro il Trento, che è quella contro il Legnago. Ricordo in programma domani pomeriggio alle 16:30 sul terreno di gioco del centro sportivo Pineta di Pinzolo, dove oggi il Palermo andrà ad affrontare la seduta pomeridiana. Dunque oggi staffetta tra campi, si potrebbe dire, qui in Trentino per la formazione guidata da Eugenio Corini, che oggi è tornata in campo. Lavoro col pallone prevalentemente dopo la solita attività di, diciamo così, risveglio muscolare, risveglio delle gambe. Intanto saluto Forza Palermo che ci saluta. Oggi tratteremo anche diversi temi, perché non è stata una giornata, non sono state ore soltanto dedicate ovviamente al Palermo. Del resto su Sportisiri potrete trovare il meglio dello sport siciliano a 360 gradi, ma partiamo appunto dalle notizie di campo, partiamo da quello che è successo qui a Spiazzo, in quello che è stato, diciamo, un arrivederci al terreno di gioco qui di Spiazzo, a dire la verità, frazione Fisto, dove si trova sia il campo sia la palestra con piscina, dove il Palermo si è alternato. Ricordiamo ieri appunto attività di recovery prima dell'allenamento pomeridiano, questa mattina lavoro per tutti sul campo, per tutti ovviamente fatta eccezione per Leonardo Mancuso, il quale continua ad attendere così il recupero dall'infortunio accusato nella giornata dell'altro ieri, nella giornata di giovedì nel pomeriggio, durante la seduta appunto pomeridiana svolta dalla formazione guidata da Eugenio Corini, che oggi ha appunto lavorato su alcune situazioni, in particolare da rimessa laterale, poi è passato ai calci piazzati, immagini che chiaramente non ci sono state consentite, perché gli allenatori sono sempre particolarmente attenti a non far circolare le immagini delle rimesse laterali, e poi alternanza campo-palestra, perché di fatto Corini ha diviso il gruppo in due parti. Prima quelli che potrebbero essere potenzialmente i titolari di domani nell'amichevole contro il Legnago, e che potenzialmente per il momento sono i titolari della formazione, che se cominciasse domani il campionato, solito giochino che si fa sui vari siti eccetera eccetera, se iniziasse domani il campionato, quella potrebbe essere la formazione titolare, ovvero sia quella che ha visto in porta Pigliacelli. Linea difensiva con Matteo a destra, Ceccaroni a sinistra, anche perché Peppe Aurelio è ancora fuori, Marconi, Lucioni i centrali. Poi in mezzo al campo per il momento sono stati provati Gomez con Saric e Vasic, in avanti Brunori, coadiuvato sugli esterni da Roberto Insigne e da Nicola Valente. Poi nella seconda parte dell'allenamento, mentre i cosiddetti titolari, li chiameremo cosiddetti titolari perché attualmente non ci sono informazioni in questo senso, sono scesi in campo gli altri, con De Planche che si è alternato con Manfredi Nespola. Poi sono scesi in campo gli altri difensori, quelli disponibili, ovvero sia Buttaro, Graves, Nedelcearu, che hanno completato la linea difensiva. Poi i vari centrocampisti, tra cui uno Stulaz che tra l'altro oggi sarà protagonista in conferenza stampa, mentre passa alle spalle della telecamera un Giuseppe Musso selvatico. Poc'anzi loro hanno fatto il raid, come succede su Twitch, che ci hanno fatto un pochettino di pubblicità. C'è anche Emanuele Mannino di TRM che mi guarda con un'occhiata a dir poco truce, e non Truce Baldazzi, lui che è un po' più anziano dovrebbe ricordarsi. Sì, sappiate che è passato anche Manfredi Maria Tutto il Mondo, che è l'unico che cerca di bucare lo schermo. C'è anche riuscito. Appuntamento con i ragazzi per una partitella a ping pong, in particolare con Manfredi. Io che ho problemi alla mano destra, non so quanto riuscirò a darmi da fare in questo senso. Saluto Andrea Randazzo che scrive: finalmente il Torino ha sloggiato, modo meno carino per dire che il Torino ha completato la parte di ritiro in quel
di Pinzole, dunque lascerà il campo al Palermo. Ieri l'amichevole contro il Modena vinta dalla squadra di Ivan Juric contro quella affidata a Paolo Bianco, allenatore molto interessante, tanto siciliano, ex assistente di Roberto De Zerbi a Sassuolo e allo Shakhtar Donetsk, e che adesso assume la guida tecnica di una prima squadra dopo averlo fatto tra l'altro in Sicilia alla guida della Sicula Leonzio qualche anno fa, quindi anche qui storie che si vanno a intrecciare. Gaetano Luporosso chiede: ciao Francesco, cosa c'è di vero su Falasco? È veramente forte. Falasco è veramente forte ed è un giocatore che è finito nel mirino del Palermo, almeno in base a quanto si legge questa mattina sui giornali. Va ad affiancare quelli che sono gli altri 3 profili per la fascia sinistra di difesa, ovvero sia in ordine attualmente di preferenza Nicolò Corrado, Gianluca Di Chiara e Gianluca Frabotta sempre più distaccato, a dire la verità. Attualmente il giocatore maggiormente attenzionato dal Palermo dal punto di vista dell'arrivo di un nuovo terzino sinistro è proprio Corrado, anche in virtù di quello status di under che sicuramente fa gola ad una squadra, mentre qui arriva una tormenta di vento, foglie che cadono, sembra di essere arrivati in autunno, ma in realtà è estate piena anche qui. Dicevo, proprio con lo status di under che consente di dire ok, Nicolò Corrado è il giocatore che fa al caso nostro. Tra l'altro Nicola Falasco è un classe 93, gioca nell'Ascoli ed è un giocatore che sicuramente il Palermo sta attenzionando per il ruolo di esterno sinistro di difesa. Al momento però, considerando proprio la regolamentazione legata agli under e alla necessità di schierare o comunque di avere in rosa degli under, il favorito continua a essere Nicolò Corrado, anche perché tra le altre cose ha un trascorso a Palermo e sicuramente anche lui avrà voglia di riscatto dopo aver vissuto un'annata, la 2020-2021, in cui poteva essere maggiormente protagonista ma non c'è riuscito. Per quanto riguarda invece il ruolo di esterno d'attacco, sfumata la pista che ha portato a Luca D'Andrea, il quale si è accordato col Catanzaro, e proprio l'arrivo di un terzino sinistro under potrebbe portare il Palermo a puntare su un giocatore di maggiore esperienza, ferma restando quella finestrella su Borges che ci piace tenere aperta, anche perché il tifoso palermitano ha tutte le possibilità e ha i crismi del sogno e deve poter sognare. Al momento non ci sono altre voci per quanto riguarda soprattutto il centrocampista. Si attende sempre che la Sampdoria riesca ad arrivare a quei centrocampisti. È un cane che si insegue la coda, perché da una parte c'è la necessità di vendere per il famoso discorso dell'indice di liquidità, senza il quale la Sampdoria non può comprare senza vendere prima. Ha ingaggiato ieri Panada dall'Atalanta, ma è un prestito e i prestiti la Sampdoria può farli, non può fare ancora acquisti, può fare sicuramente prestiti. Intanto scusate un piccolo insettino sul mio braccio, ma tutto nella norma. Scusate, piccoli inconvenienti della diretta che possono capitare. Andrea Randazzo scrive: secondo me prenderanno un under straniero, un nome a sorpresa come terzino. Ti dirò, il ruolo del terzino Corini, almeno per quanto riguarda la linea titolare, sembra intenzionato a puntare su giocatori di maggiore esperienza, ed è il motivo per cui, almeno nelle prove fatte fin qui, ha preferito Ales Mateiu ad Alessio Buttaro, giocatore di qualità, Alessio Buttaro di temperamento, di gamba, di garra, ma Mateiu, soprattutto a livello tattico, sembra avere qualcosa in più, perché non dimentichiamo che il Palermo quest'anno sta lavorando molto sul pressing molto alto da parte di uno dei due centrali. In particolare Marconi è stato visto uscire molto spesso dalla sua linea, stessa cosa che potrebbe fare ad esempio Pietro Ceccaroni, e avere difensori tattici, tra virgolette, terzini tattici che possono stringere e fare da braccetti in quella che poi diventerebbe una linea a 3 sicuramente aiuterà in questo tipo di lavoro. E Ales Mateiu, che ha fatto il braccetto di destra l'anno scorso praticamente per tutto il campionato, sicuramente è più utile allo scopo, anche se Buttaro lo ha fatto sotto la guida di Filippi e di Silvio Baldini. Salutiamo Agostino Alaimo. Poi Palermo Rosanero scrive: speriamo che prendano l'attaccante olandese, è fortissimo, parlo ovviamente di Vente, nome che è circolato ieri. E poi dice: purtroppo ad oggi sulla carta Sampdoria, Cremonese, Spezia e Parma sono un punto avanti a noi. Non sono totalmente d'accordo su questo passaggio. Sicuramente lo Spezia ha qualcosa in più, anche se ha perso un giocatore importante come Emanuel Ghiasi. La Sampdoria, almeno per il momento, ha una rosa di qualità non eccelsa, e tra le altre cose a breve perderà anche
Manolo Gabbiadini, anche lui attratto dalle sirene e dai petrodollari dell'Arabia Saudita. Sul Parma sicuramente c'è un discorso un po' più da approfondire, ma sicuramente è una squadra che ha cambiato poco, ha perso Franco Vasquez, questo non dimentichiamolo. Sulla Cremonese siamo d'accordo, ha fatto già degli acquisti importanti, uno su tutti quello di Michele Collocolo, per il quale ha bruciato proprio il Palermo, quindi giocatore che poteva fare molto molto comodo alla formazione rosanera, invece andrà a quella grigio-rossa, che sarà senza dubbio uno delle rivali, che tra l'altro ha messo sotto contratto proprio Franco Vasquez. Veniamo un po' anche a quelli che sono gli altri temi, perché sicuramente ha tenuto banco nelle ultime ore, e qui usciamo un attimino dal discorso Palermo, ha tenuto banco nelle ultime ore la questione Oliver Kragel, giocatore che cambia sponda della Sicilia settentrionale, passa da Messina a Trapani. Ieri, durante Pillole di Sessa, il nostro Aldo Sessa aveva parlato comunque di una possibilità molto ampia, molto alta, una percentuale molto alta di vedere Oliver Kragel lontano da Messina, e in effetti si è concretizzata. Intanto chiudo un attimo il discorso mercato sul Palermo, poi torniamo su Kragel perché sicuramente è uno degli argomenti più caldi, ne abbiamo anche abbondantemente parlato nelle ultime ore sul nostro sito. Andrea Ferrante dice Sampdoria, Cremonese, Spezia sì, lui il Parma lo tiene fuori, a differenza di Palermo Rosanero, mentre Agostino Alaimo scrive: per quanto concerne le uscite fondamentali per fare un paio di entrate, ci sono novità, nella fattispecie Bro e Damiani, ottica Spezia. Partiamo da un presupposto: il Palermo ha 34 giocatori in organico in questo momento, sicuramente deve liberarne almeno 2 di quello che è il gruppo presente qui in Trentino, e poi ce ne sono altri che devono andare via certamente per effettuare altre esperienze. Vengono in mente in particolare Peppe Fella e Silipo, che sono comunque attenzionati in Serie C, hanno ricevuto delle proposte e sono chiaramente seguiti. Chi potrebbe andare via, ma è un under in questo caso, è Giacomo Corona, e questo si va ad intrecciare anche col mercato del Messina, perché il Messina vuole fare come ha fatto l'anno scorso, ovvero sia una punta over forte, che avrebbe dovuto essere De Viscuriale, purtroppo non lo è stato, poi è arrivato Leonardo Perez, e poi una punta giovane dietro. L'anno scorso è stato Diego Zuppel, quest'anno potrebbe essere Giacomo Corona, tra l'altro alle spalle di un altro palermitano, ovvero sia Vincenzo Plescia, che dunque resterebbe in Serie C ma tornerebbe a giocare in Sicilia dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Palermo. Bro e Damiani sono giocatori che piacciono molto in Serie C, in particolare alla Triestina. Triestina in questo momento più forte su Bro che su Damiani, a dire la verità, anche se resta il pallino, però è chiaro che il Palermo ne libererà sicuramente uno. Poi al momento in cui arriveranno possibilità, ad esempio è stato fatto ieri il nome di Prati, giocatore della primavera della Roma e grande protagonista dei mondiali under 20 insieme tra l'altro a Sebastiano De Planche, potrebbe sicuramente liberare anche Damiani e aggiungere Prati come sesto centrocampista. Prati piuttosto che un altro profilo under, anche perché il Palermo di under a centrocampo veri e propri non ne ha, a parte Claudio Gomez. Agostino Lemo ci segnala che la Feral Pisalò ha ufficializzato Mattia Felici, lo sappiamo, in bocca al lupo per la prima esperienza in Serie B all'attaccante romano, che tanto bene ha fatto soprattutto nel campionato vinto dal Palermo in Serie D, e che poi ha fatto parte dell'organico che da gennaio a giugno ha inseguito e ha raggiunto la Serie B un anno fa. Salutiamo Giacomo Arini che ci saluta da Marsala. Palermo Rosanero dice: per me ad oggi non siamo da primo e secondo posto, serve un terzino di livello sinistro e un centrocampista al posto di Bro e Damiani, su questo siamo d'accordo. Andrea Randazzo invece ci chiede: Crivello e Morongo possibile rescissione? È possibile, sono ragazzi con un contratto ancora di un anno a testa. Bupa Marong sembra avere mercato in Serie D, stiamo approfondendo proprio questo discorso. Su Crivello il discorso è un po' più complicato perché è un giocatore già più avanti con l'età e probabilmente dovrà iniziare a valutare altre situazioni, perché chiaramente non ha offerte dalla B, dalla C per il momento si muove poco. Lui è stato a Padova l'anno scorso nella seconda parte di stagione in prestito, vedremo su cosa opterà la società. Torniamo a Kragel, torniamo a Oliver Kragel, argomento caldissimo nelle ultime ore nel calcio siciliano, perché si è allenato con il Messina stagione in fiore praticamente per la prima settimana di ritiro, poi la decisione di rescindere. Come abbiamo scritto questa mattina sul nostro articolo, in cui abbiamo raccolto un po' le indiscrezioni sulla trattativa Kragel-Trapani, il giocatore aveva 3 offerte dalla Serie C, tutte dal centro Italia, ovvero sia il Monterosi, il Latina e il neopromosso Pineto. Tra l'altro paradossalmente la squadra neopromossa era quella in vantaggio,
per Oliver Kragel, che però poi alla fine, grazie ad un ottimo lavoro quasi di diplomazia da parte di Andrea Mussi, direttore sportivo del Trapani, che ha lavorato sotto traccia fin da fine giugno, fin da metà giugno, quando c'era ancora la trattativa tra Pietro Sciotto e Fabrizio Mannino per il passaggio di proprietà del Messina, passaggio di proprietà che non è avvenuto, Pietro Sciotto è rimasto, e questo sicuramente, considerando anche le grandi difficoltà economiche e i grandi sforzi fatti dal proprietario del club per mantenere la categoria, questo sicuramente ha pesato come un macigno sulla permanenza di Kragel, che già alla fine della stagione aveva lanciato qualche dardo infuocato non tanto contro il club, ma proprio contro il contesto messinese. Aveva fatto capire che c'era una tifoseria un pochettino scollata, grandi difficoltà a livello anche strutturale, con un campo da lui definito veramente una poltiglia. Adesso non ricordo le parole esatte, però non era stato molto morbido in un'intervista rilasciata per un giornale locale. È subentrato il Trapani, che sembra avere grandi fondi. Prima dell'arrivo di Sbrissa c'era stata una conferenza stampa in cui Antonini aveva detto che aveva investito 4 milioni e mezzo sul Trapani Calcio fin dal suo arrivo. Sicuramente con l'arrivo di Kragel questo investimento è salito ulteriormente. Oliver Kragel va a chiudere il mercato del Trapani, manca ancora l'annuncio ufficiale, ma non dovrebbe tardare più di tanto, perché è un giocatore che ha praticamente rescisso il contratto col Messina e dovrà essere depositato il contratto per il momento annuale con opzione, con cui Oliver Kragel si andrà a unire alla squadra allenata da Alfio Torrisi, il quale sicuramente adesso ha un parco giocatori di assoluto spessore, un parco giocatori che a mio parere potrebbe anche fare la Serie C. Probabilmente non la farà, anche se Antonini ha parlato di revisione delle carte, o quantomeno di richiesta di accesso alle carte, per poter far sì di potersi anche soltanto rendere conto se effettivamente questo stop alla trattativa per Kragel al Trapani. Scusate, stavo visualizzando gli ultimi commenti arrivati sulla nostra chat. Dicevo, sicuramente in attesa di capire se ci sono margini per poter valutare un ripescaggio in Serie C, il Trapani sicuramente ha allestito una squadra che, al di là della presenza o meno dell'eventuale presenza o meno della regina, sicuramente il Trapani reciterà un ruolo da grande protagonista. Infatti Andrea Randazzo scrive: il Trapani si sta muovendo bene, meglio del Catania a mio avviso. Catania che comunque si sta muovendo, e il Catania farà altri 2 acquisti probabilmente nel giro delle prossime ore, perché c'è un nome caldo a centrocampo e uno in difesa. A breve ne parleremo e ne scriveremo sul nostro sito www.sportisili.it. Palermo Rosanero dice: il Trapani quest'anno vince il campionato di Serie D. Agostino Laimo torna invece sugli esuberi del Palermo. Oltre a Maronga e Crivello ci sarebbe da sciogliere un nodo per Doda, bisogna trovare una soluzione definitiva, come fatto per Peretti e per Devetak. Peretti e Devetak che sono andati via rispettivamente alla Recanatese e alla NK Istra, squadra croata. Doda, Crivello e Marong sono sicuramente 2 giocatori che il Palermo dovrà liberare quanto prima. Piccola chiusura, visto che comunque siamo il sito che parla e porta nelle vostre case dello sport siciliano a 360 gradi sulla Formula 3, purtroppo sprint race sfortunata per Gabriele Mini, il pilota nativo di Marineo, che appunto in quel di Spa-Francorchamps stava cercando di condurre una gara tranquilla senza prendere rischi, visto l'asfalto umido tendente al bagnato delle Ardenne, però poi una toccata con Giuseppe Maria Martì, tra l'altro seconda forza del mondiale piloti alle spalle del leader Gabriel Bortoleto, lo ha portato al testacode a finire anzitempo la sua gara che probabilmente non appena si sarebbe assestata la situazione meteo, probabilmente avrebbe visto Mini protagonista, così come lo ha visto nella qualifica bagnata in cui ha ottenuto il 3° posto, e tra l'altro 3° posto che gli consentirà di partire in seconda fila nella feature race in programma domani mattina, sempre sulle Ardenne. Naturalmente seguite Sportisili sul sito e sui profili social per scoprire come andrà la gara in programma domani. Intanto vi salutiamo da Spiazzo e salutiamo Spiazzo che ha accolto squadra e ovviamente stampa per questi primi giorni di ritiro in questo versante del Trentino Alto Adige della provincia di Trento. Nel pomeriggio primi contatti col terreno di gioco di Pinzolo, dove oggi svolgerà il primo allenamento e dove domani svolgerà la quarta delle 5 amichevoli in programma per questo ritiro del Palermo.
si gioca contro il Legnago, squadra di Serie C, neopromossa in Serie C, tra l'altro allenata da una vecchia conoscenza del calcio palermitano, Massimo Donati, che ha giocato per 2 stagioni con la maglia rosanero, quindi ci sarà anche un momento revival tra due grandi centrocampisti della storia recente della formazione rosanero. Vi rinnovo l'appuntamento a seguire i nostri profili social, ovvero sia Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, seguire il nostro canale YouTube dove potrete ritrovare e rivedere questo appuntamento di Sportisile Way, ma anche tutti gli altri appuntamenti di Sportisile Way e i contenuti relativi allo sport siciliano a 360 gradi, ovviamente il nostro sito www.sportisili.it. rispondo alla domanda di Palermo Rosanero. Una domanda, visto che questa pagina parla di tutte le squadre siciliane e mi sembra pure giusto, tu che squadra tifi? Io tifo per la Sicilia, e quindi con questo saluto vi rimando alla prossima.